Allora, consigliere Amalfitana, il Consiglio del Parco dell'Etna recentemente ha modificato il regolamento, che insomma, regola per l'appunto, l'utilizzo del Parco dell'Etna. Cosa nello specifico? Allora, in particolare il 12 maggio in questo Consiglio sono state apportate delle modifiche al regolamento esistente e soprattutto sui limiti della fruibilità di alcune aree. Quando parlo di alcune aree parlo dell'area A, B e anche C parzialmente. Quello che ci ha lasciati molto perplessi di questa delibera è il fatto che in pratica si rischia che tutte le attività che in questo momento sono poste in essere, sia gare podistiche o gare di bici e quant'altro, rischiano di saltare perché in pratica nella zona dove c'è i SIC, Natura 2000, zona A, non è possibile avviare nessuna manifestazione o attività sportiva. Quindi questo limita quello che è lo sviluppo del territorio, non solo dal punto turistico, perché è chiaro che una gara, una manifestazione porta persone qua, quindi il saltare di queste manifestazioni creerebbe comunque un disagio. Forse nessuno legge questa delibera, forse nessuno si renderà conto di quello che è successo, ma veramente il rischio è altissimo. Il rischio è che gare come la 03000, gare come quella dell'Etna Trail o tante altre gare rischiano di saltare e non potersi fare più se non si procede a una modifica entro breve termine.